2 persone in carcere, 5 domiciliari ed obbligo di dimora per 10 è il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Agrigento e coordinata dal sostituto procuratore Andrea Maggioni contro la corruzione denominata Giano Bifronte, ovvero l'antica divinità romana da 2 volti. 20 gli episodi che sono stati scoperti. Il sistema corruttivo si nascondeva dietro le consulenze. Per accedere ai prestiti erogati dall'IRFS occorreva rivolgersi ad un link, ad una modulistica. Insomma, mazzette in cambio di finanziamenti. Ci sarebbe stato un imprenditore che voleva aprire dei punti vendita, mentre altri diversi che volevano accedere a dei mutui industriali a tasso agevolato. Tutti, secondo quanto emerge dagli incartamenti dell'inchiesta Giano Bifronte, avrebbero pagato gli intermediari con somme che oscillavano dai 1.000 ai 2.500 euro. All'Intersystem SRL, stando sempre all'inchiesta, avrebbero pagato invece 12.100 euro per ottenere 320.000 euro di finanziamento, 32.565 euro per ottenere 549.000 euro o 23.595 euro per ottenere oltre 1 milione di euro. La percentuale, insomma, che si pagava era del 2% sull'importo del finanziamento ottenuto. Per gli investigatori ed inquirenti Giano Bifronte era Paolo Minafò, che lavorava all'IRFS, ma che era socio occulto, secondo l'accusa, dell'Intersystem SRL, che svolgeva l'attività di consulenza illegittima. Gli imprenditori che vogliono accedere ai prestiti agevolati dell'IRFS, che potrebbero farlo rivolgendosi ad uno sportello, preferiscono invece, ha spiegato il procuratore Patronaggio, stipulare un contratto di consulenza con la Intersystem SRL, perché sanno che all'interno dell'Intersystem opera Antonio Vetro, ma opera soprattutto il Minafò, che è nello stesso tempo funzionario dell'IRFS e socio occulto della Intersystem. Quindi Minafò è una persona che ha 2 aspetti chiaramente incompatibili fra loro. Ecco perché l'operazione è stata chiamata Giano Bifronte. La Intersystem si pone dunque come soggetto di snodo per tutti quegli imprenditori che vogliono avere la strada più comoda, più facile per arrivare ai finanziamenti IRFS. La sede dell'IRFIS è a Palermo, ma le condotte per le quali ha proceduto la Procura di Agrigento sarebbero 12. Gli incartamenti di altri 7 presunti casi sono stati inviati alla Procura di Palermo e un altro alla Procura di Caltanissetta. Gli indagati sono complessivamente 28. La misura della custodia cautelare in carcere è stata applicata a Paolo Minafò, palermitano di 51 anni, Antonio Vetro, 48 anni di Favara. Agli arresti domiciliari sono stati invece posti Angelo Incorvaia, 54 anni, di Canicattiva, Valerio Peritore, 50 anni residente a Licata, Patrizia Michela Cristofalo, 42 anni di Palermo, Nicola Galizzi, 50 anni di Palermo ed Ettore Calamaio, 55 anni di Lercara Friddi.